Sindacati, politici e chiese, in atto rivendicazioni e mobilitazioni. Il Parlamento discute l'autonomia differenziata delle regioni, no a privatizzazione e aumento divario nord-sud. Nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Ieri la Protezione Civile diramava l'allerta rossa, oggi arancione a Quazzoni, forti venti di burrasca e disagi. L'Italia è sicura di avere una squadra finalista, ma Istanbul volerà solo una fra le due milanesi, Inter-Milan. Le interviste agli agrigentini in attesa della semifinale. Bentrovati, gentili telespettatori, al nostro appuntamento con l'informazione. No alla privatizzazione strisciante del servizio sanitario. Il cartello sociale della provincia di Agrigento, organizzato stamani nel salone dell'oratorio della Chiesa del Santissimo Cuore di Gesù alle Rocche, una conferenza stampa per presentare la piattaforma di rivendicazioni e le relative iniziative di mobilitazione popolare messe in campo per denunciare la grave situazione in cui versa il sistema sanitario dell'isola. Il nostro direttore Arturo Cantella. Don Mario Sorce, oggi come cartello sociale una conferenza stampa per parlare dei disservizi della sanità di Agrigento, ma non solo. Ecco, cos'è che denunciate? Intanto la manifestazione che abbiamo indetto da qualche giorno e che si farà il 17 giugno per protestare fortemente contro la legge differenziata, dell'autonomia differenziata, che vedrebbe uno squalificare la sanità del Sud a differenza di un potenziamento di quella del Nord. Se qualche anno fa, nel 2021, abbiamo celebrato i 150 anni dell'Unità d'Italia, dal 2023, passando questa legge, celebreremo la separazione definitiva di un'Italia che conta sotto tutti i punti di vista, in particolare sulla sanità, e invece un'Italia sempre più povera, con strutture, infrastrutture e servizi di terzo livello. Protestiamo contro la mala sanità, contestiamo le lungaggini che ci sono nel far arrivare personale adeguato sia per numero che naturalmente per qualità, contestiamo il fatto che ci siano troppe lunghe attese nei nostri pronto soccorso, laddove c'è un pronto soccorso, con l'aggravarsi del servizio da parte degli operatori che devono fare a volte turni disumani, ma soprattutto dei cittadini e degli utenti che si vedono lasciati e dimenticati sopra una lettiga o una sedia col dolore lancinante che in alcune situazioni è disumano. Quindi il cartello nei suoi vari membri, i sindacati CGIL, CISL, UIL, la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Agrigento protestano contro questa realtà, invitano tutti i cittadini, le varie associazioni, non solo di settore, ma tutte le associazioni che sono a servizio della cittadinanza, i sindaci, tutti coloro che vogliono dire un no convinto a questa realtà totalmente o quasi totalmente negativa. Al momento è inutile che ci nascondiamo, funziona male, ci sono forti ritardi e quando strutturalmente manca di organizzazione non possiamo che intervenire, forse anche con ritardo, ma perché siamo in una situazione di non ritorno, nel vero senso della parola. Registriamo naturalmente un grande impegno, una grande dedizione di tutto il personale sanitario che veramente ci mette tanto e tende a sopperire quella che è l'organizzazione strutturale, la mancanza di organizzazione strutturale. Stiamo parlando di liste di attese lunghissime per accedere ad esami e diagnostica varie, stiamo parlando di un 118 che spesso mancano strutture, mancano mezzi, stiamo parlando, diciamo così, che nel pronto soccorso, quindi chirurgia e medicina d'emergenza, che deve sopperire a quella che la mancanza organizzativa e che spesso tutto il personale sanitario che è là deve pure caricarsi i malumori, le proteste di chi deve accedere alle cure e dei familiari. Non possiamo più indietreggiare, dobbiamo andare avanti, dobbiamo garantire a tutti senza ceto sociale, dobbiamo garantire a tutti lo stesso diritto alla salute, perché è un diritto che va salvaguardato. Il malfunzionamento non riguarda solo Agrigento, parliamo anche di altre strutture, sappiamo delicate, addirittura con
un reparto pediatria in grossissime difficoltà, come ci ha detto anche i vertici i cittadini delicati. C'è una strisciante operazione scelta politica che parte da Roma attraverso Palermo per arrivare ad Agrigento con tutta la sanità agrigentina. C'è una scelta politica precisa che è quella di privatizzare il servizio. Adesso queste cose non si fanno con una legge, si fanno attraverso scelte che sono l'incuria, l'abbandono del territorio, fanno mancare le risorse economiche e conseguentemente poi il disservizio sta nelle cose. Vede, due dati su tutto. Su una dotazione organica di 4.770 unità, ad Agrigento abbiamo 1.915 posti in dotazione organica vuoto, cioè oltre il 40% degli operatori che necessitano per fare funzionare l'ASP di Agrigento sono assenti. Questo significa quindi, oltre ai rischi della malasanità, gravare il personale presente al punto tale che molti professionisti seri, onesti, corretti preferiscono abbandonare la sanità pubblica per essere utilizzati nella sanità privata. Un secondo dato di quello che succede in provincia di Agrigento: una legge di civiltà che consente a un cittadino malato di avere il riconoscimento di una malattia, ad Agrigento avviene dopo un anno. Abbiamo un ritardo per il riconoscimento delle invalidità civili che arrivano persino a toccare i 12 mesi. Significa che molte di queste persone muoiono senza avere il riconoscimento della legge che gli consente di avere appunto un sostegno economico, che consente ai familiari che lavorano di avere l'opportunità di assistere i familiari. In questo quadro è chiaro che la crisi economica fa la differenza, perché sino ad oggi chi ha avuto la possibilità si è curato nelle strutture private. Abbiamo il 70% delle risorse economiche che vengono in Sicilia per quanto riguarda la provincia di Agrigento, che si fanno curare al nord. Così come dicevo, la crisi economica oggi impedisce persino a chi lavora, ai pensionati, oltre ovviamente ai disoccupati, di curarsi perché non ci sono più le condizioni economiche. Altro che seguire il nobile suggerimento che è quello della prevenzione sanitaria. Oggi addirittura il cittadino è costretto ad abbandonarsi e non potersi più curare. Sentiamo il cartello sociale. Come dicevano i colleghi, le cittadine e i cittadini sanno bene quali sono i disservizi che in questo momento sconta il sistema sanitario, e noi ci siamo chiesti quali sono i motivi, e dietro c'è una precisa strategia davanti alla quale noi non possiamo rimanere inermi, perché siamo davanti al collasso del sistema sanitario vero e proprio, una grande conquista nel nostro Paese che rischia di essere messa in discussione. Quindi la mobilitazione sembra questa: prendere coscienza di questi gravi disservizi, ma soprattutto di mobilitarsi per contestare questa linea, questa strategia che è decisamente negativa. A proposito di dati, nel 2024 ci sarà una riduzione di 2,5 punti della spesa sanitaria, che nel 2025 salirà a oltre il 6%. Quindi questo vuol dire che, come diceva chi mi ha preceduto, c'è un'operazione strisciante che va a favore della sanità privata. Noi tutto questo lo vogliamo impedire, perché non è giusto che si possa curare soltanto chi ha la disponibilità finanziaria e gli altri altrimenti sono costretti a morire. Bene, sentiamo ora la Will, altra componente del cartello sociale insieme alla pastorale. Sì, noi siamo fermamente convinti che dobbiamo manifestare per protestare questo stato di cose. Lo hanno detto bene i miei colleghi, qua la situazione oramai è diventata insostenibile per i cittadini di questa provincia, di questo territorio, della Sicilia in particolare. I servizi sanitari non offrono nulla di buono ai nostri concittadini, per curarsi debbono andare altrove, debbono recarsi al nord per avere delle cure, però la gran parte delle persone non hanno la capacità economica di poterlo fare. Quindi riteniamo opportuno, necessario mettere in capo le manifestazioni, in questo caso il 17 di giugno scendere in piazza per far capire che bisogna cambiare rotta. La politica ormai ha deciso da anni di tagliare le risorse alla sanità.
la sanità qui non funziona, basti pensare che se ci rechiamo, così come capita spesso in tutte le famiglie, recarsi al pronto soccorso, capiamo come quello che ci riserva la sanità in questo territorio. Il presidente della regione Renato Schifani rilancia il tema dell'insularità e dell'autonomia differenziata, ribadendo la necessità di modifiche all'iniziativa di legge del ministro Calderoli, approvata dal governo e adesso all'esame del Parlamento, e afferma: oggi come governo regionale dobbiamo dare efficienza alla spesa concentrandola su grandi investimenti, soprattutto nelle infrastrutture e nei collegamenti, affrontando prima di tutto il divario determinato dall'insularità. È un principio previsto dalla Costituzione come condizione che impone alla Repubblica di promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi. L'insularità negli anni ha determinato ritardi nello sviluppo sociale ed economico della nostra terra, riducendo di fatto i nostri diritti rispetto ai cittadini del resto della penisola. E poi il riferimento più nel dettaglio al disegno di legge, Calderoli aggiunge: il regionalismo differenziato, il cui esame, già avviato dal Parlamento nazionale, impone di considerare i livelli essenziali delle prestazioni e i doveri di solidarietà, e su questo abbiamo deciso e ottenuto precisi impegni. Inoltre deve costituire per l'autonomia siciliana l'occasione per modernizzare le sue istituzioni, rendendole più efficienti e responsabili, per riformare le province, riorganizzare la pubblica amministrazione, semplificando le procedure, snellendo la burocrazia, accrescendo la qualità dei servizi. E poi conclude: l'autonomia differenziata è una scommessa. Io mi aspetto da parte dei nostri ministri un'attenzione forte, in particolare per la nostra Sicilia. Il Parlamento nazionale sul tema dell'insularità ha stanziato soltanto 10 milioni, troppo pochi. Non accetteremo che la prossima finanziaria renda evanescente questo principio costituzionale che la Sicilia ha conquistato con altre isole, e una quota dovrà essere destinata alla riduzione del costo dei trasporti a partire dai voli. L'appello che rivolgo, conclude, a tutte le componenti politiche, sindacali, sociali e culturali della nostra regione per lavorare aprendo un confronto leale e affrontare insieme le sfide. La promessa di Fiorello a Salvini: sfilo nudo sul ponte di Messina se pronto entro 9 anni. Lo showman siciliano non è per niente ottimista sulla realizzazione del ponte sullo Stretto e provoca il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che dopo qualche giorno gli risponde: prepara il costume. Vediamo. Sulla realizzazione del ponte sullo Stretto anche Fiorello si iscrive tra i cosiddetti scettici. Matteo, te lo giuro, aveva detto, rivolgendosi a Salvini: se davvero il ponte sarà pronto entro 9 anni, io farò come Paolo Antoni per lo scudetto del Napoli. Lo attraverserò nudo da Messina a Reggio Calabria, con solo una pentola davanti, basta anche una tazzina, e camminerò ciondolando. Il ministro delle infrastrutture ci ha messo qualche giorno, ma alla fine ha intercettato la promessa di Fiorello e gli ha anche risposto con una ironia: magari nudo no, ma in costume sicuramente, preparati. Che il ponte veda luce, lo showman più volte ha fatto capire di non crederci granché. In passato aveva anche scherzato: prima di fare il ponte facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia, che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare motociclisti della Parigi-Dakar. Oggi intanto il voto di fiducia e domani mercoledì 17 il voto finale sul provvedimento. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha ribadito che entro l'anno prossimo si parte con i lavori. Il mio ministero, ha detto Salvini, è quello che ha più soldi dai fondi europei, li voglio spendere tutti fino all'ultimo euro e spenderli bene. Stiamo investendo su strade e ferrovie in Sicilia e Calabria miliardi di euro. Fermare tutto per i 3 chilometri che separano da sempre la Sicilia dal resto d'Italia è una follia. Quindi il ponte non solo è un diritto dei siciliani, ma è qualcosa che l'Italia intera e l'Europa si attende da decenni. Così come per altre infrastrutture, io penso che sia doveroso farlo perché gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo, quindi entro l'anno prossimo si parte coi lavori, addio piacendo.
6 giorni fa si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione di AICA. A presiederlo, come è noto, è Settimio Cantone. Il nuovo CDA, come scrive una nota stampa diramata, è già al lavoro per perseguire un unico obiettivo: migliorare il servizio idrico integrato nell'Agrigentino. Da Pungolo, le associazioni di categoria, il cartello sociale e i sindacati. Vediamo. Giovanni Manganella da sempre ha seguito le vicende che hanno interessato prima Girgenti Acque e ora AICA. Ecco qual è la situazione attualmente, anche alla luce di questo cambio gestionale direttivo che c'è stato dal commissario Scalia al nuovo CDA, che è composto da 3 elementi di quota politica, ognuno di loro. A tutt'oggi non abbiamo avuto la fortuna di incontrare questo nuovo CDA, l'unica persona con la quale c'è stato un momento di incontro per cominciare a mettere le basi su quelle che sono i lavori che loro vogliono fare, e il nuovo direttore generale Claudio Guarneri. Diciamo che il gruppo di dirigenti è rimasto lo stesso. A Guarneri abbiamo detto in quell'occasione che ritenevamo necessario ampliare quantomeno l'ufficio tecnico con l'immissione di nuovi e ulteriori elementi, perché le attività da fare per la provincia di Agrigento nel settore dell'acqua, sia della distribuzione ma anche della depurazione, sono tale e tante che necessitano una presenza costante e sempre più qualificata. Noi speriamo di incontrare il prima possibile questa nuova compagine. Diciamo che siamo venuti a conoscenza, così come tutti quanti, di questi elementi che sono stati inseriti come presidente e consiglieri. Non mi pare che ci sono state abbastanza critiche per il modo con cui sono state scelte le persone, che sembrerebbe siano soltanto venute fuori da indicazioni politiche. Poi magari ci sbagliamo e potrebbero essere invece delle persone che hanno delle competenze adeguate. Lo vedremo nel tempo. Certo che la situazione di AICA oggi è particolarmente complicata e difficile. Si dovrà nel prossimo futuro seguire l'andazzo, il rifacimento di rete impianti, cosa che auspichiamo avvenga prima possibile, perché già si è perso troppo tempo. Agrigento, Sciacca e qualche altra realtà ha necessità di interventi urgenti di rifacimento della rete idrica e nello stesso tempo di ricondizionamento della rete anche fognana. Si sta dando un po' di impulso, mi pare di capire, a quelli che sono gli impianti di depurazione. Occorre fare di più, indubbiamente. Proveniamo da una stasi di diversi anni, dalla gestione privata alla gestione commissariale a quella odierna. C'è stato un momento in cui le cose sono rimaste completamente ferme, mentre tutti quanti speravamo che proprio in quel momento si potesse avere uno slancio maggiore, invece è rimasto tutto quanto fermo. È molto grave, perché arriveremo in ritardo e arriveremo con il fiato corto anche alle cose che sono prossime, a cominciare da Agrigento, capitale della cultura, e laddove è indubbio che i servizi giocheranno un ruolo fondamentale, e al momento non mi pare che si stia facendo un qualcosa per migliorare proprio i servizi, a cominciare dall'acqua, ma anche quelle che sono viabilità, pulizia,
e via discorrendo. La città non si presenta nelle migliori condizioni e nonostante che tutti quanti tifiamo perché la cosa possa migliorare, insomma qualche dubbio purtroppo lo abbiamo un po' tutti. Continua il maltempo in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse dopo l'allerta rossa, oggi quella arancione, previsti ancora piogge, acquazzoni, forti venti di burrasca e disagi. I dettagli nel servizio. Prosegue la fase di maltempo in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse e dopo l'allerta meteo rossa per la giornata di ieri in diverse zone dell'isola si passa oggi a quella arancione nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento, mentre nel resto della Sicilia l'allerta è di colore giallo. Previsti ancora intensi rovesci e forti venti di burrasca e alcuni sindaci del Palermitano hanno deciso di continuare a tenere chiuse le scuole anche oggi. Secondo le previsioni, le condizioni meteo sono in miglioramento dal pomeriggio di oggi, anche se la pioggia dovrebbe ritornare sabato e domenica. Intanto si contano i numerosi danni e disagi provocati ieri e nella notte appena trascorsa. Decine gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Palermo per allagamenti nel capoluogo siciliano e tra Bagheria, Cefalù e Lascari. Diverse squadre hanno lavorato anche per sgomberare la strada da un grosso albero di pino caduto davanti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. I pompieri hanno inoltre soccorso diversi automobilisti rimasti bloccati in strade che si sono trasformate in fiumi. Una decina invece gli interventi per infiltrazioni d'acqua e distacchi di intonaci nelle zone di Ficarazzi, Villabate, Brancaccio, Allo Zen e nel centro di Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti anche nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria per rimuovere l'ostruzione presente nel pluviale di copertura. Disagi anche alla circolazione ferroviaria sulle linee Agrigento-Palermo e Caltanissetta-Agrigento. Il servizio di trasporto è stato riprogrammato in via precauzionale a seguito dell'allerta meteo, con cancellazioni delle corse sostituite dai bus, ritardi e limitazioni di percorso. Pioggia dirompente, forte vento e mare agitato ieri anche nell'arcipelago eoliano. In alcune zone l'acqua ha invaso case e magazzini e reso difficoltosa la circolazione. La situazione più difficile si è registrata a Stromboli, dove le stradine sono state nuovamente invase da fango e detriti scesi dal vulcano. Il responsabile della Protezione Civile Comunale, Domenico Russo, ha comunicato, in attuazione del piano di emergenza per i rischi alluvioni nell'isola di Stromboli, l'invito alla popolazione a ridurre al minimo le uscite da casa, prestando particolare attenzione durante il transito sia pedonale che con i mezzi di trasporto. Persistenti oggi in Sicilia precipitazioni da sparse a diffuse con rovescio temporali, specie sui settori occidentali con possibili grandinate, forti raffiche di vento e mareggiate, ma la situazione migliora dal pomeriggio e per domani, mercoledì 17 maggio, l'anticiclone tornerà a espandersi sulla nostra isola e il tempo subirà un deciso miglioramento. Nella notte fra il 12 e il 13 maggio un turista polacco che aveva scelto la città di Catania come meta del suo viaggio è stato aggredito in piena piazza Stesicora, a circa 150 metri dalla questura di Catania. La vittima è stata derubata del cellulare da un extracomunitario che lo ha colpito ripetutamente facendolo cadere per terra e ha abbattuto la testa. È stato un residente della via in cui è avvenuta la rapina a chiamare un'ambulanza per il ricovero in ospedale. L'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa. Sul fatto è stata avviata un'indagine affidata alla polizia. Vediamo. Dottoressa, quali le condizioni del turista polacco aggredito qualche sera fa proprio nel centro storico di Catania? Il ragazzo, perché è un paziente giovane, è arrivato da noi nella notte fra venerdì e sabato. È stato preso subito in carico dagli anestesisti rianimatori, portato in sala operatoria, dove ha già subito un intervento neurochirurgico per evacuazione di un ematoma epidurale a livello cerebrale. In atto il paziente è in coma farmacologico, è ricoverato presso la nostra rianimazione e quindi siamo in attesa, in prognosi riservata, siamo in attesa di ulteriori sviluppi. Hai fatto una fase stazionaria? Il paziente è stazionario, è
Oggi farà un'altra attacco encefalo, i controlli neurologici e neurochirurgici sono costanti, come il sostegno delle funzioni vitali. Oltretutto un paziente quando è ricoverato in una rianimazione lo è per il sostegno delle funzioni vitali, così il paziente che è in coma farmacologico. Sabato pomeriggio si è saputo di questa aggressione ai danni di un turista polacco che versa in gravi condizioni in ospedale. Cosa pensa di ciò che sta accadendo a Catania? Sono fatti che purtroppo si stanno ripetendo. Innanzitutto cerchiamo di fare gli auguri al nostro concittadino europeo di riprendersi presto e dimenticarsi questa brutta avventura. Questo è l'augurio che facciamo non come poliziotti ma come cittadini catanesi. Poi le aggressioni tutti i giorni, questa è andata male perché magari chi ha aggredito è ceduto nella sua veemenza, però dobbiamo fare i conti con una sicurezza che sicuramente ha bisogno di tante componenti aggiuntive e immediatamente, come quella della polizia locale, come una giustizia molto più sentita e molto più ferrea nel decidere chi mettere in libertà o chi mandare agli arresti domiciliari, perché ovviamente il sistema può collassare da un momento all'altro. E poi ci diceva che c'è un problema relativo alla carenza di vigili urbani. Sotto gli occhi di tutti che i vigili urbani è un corpo che ormai non ha pochi uomini, l'abbiamo visto anche nel filmato che è girato sui social quando quel soggetto che è ricoverato al TSO ha strattonato un collega dei vigili urbani che per la sua anzianità poteva farsi anche male. Quindi stiamo parlando di persone che ormai sono al termine della loro carriera, pochissimi sulla strada, e questo è il faro della città, perché i vigili urbani, lo vediamo nelle grandi metropoli, ovviamente sono il faro della sicurezza cittadina, cioè quelli che segnalano, quelli che comunque sono un deterrente. Dobbiamo anche dire che ormai la deterrenza della divisa è una cosa che faceva parte della preistoria qui in questa città, in quanto le aggressioni subite dai colleghi che portano la divisa ormai è all'ordine del giorno. E poi anche l'organizzazione degli stessi poliziotti che in parte vengono sottratti al lavoro di strada, chiamiamolo così, per far fronte a incombenze burocratiche amministrative. L'impostazione che ha dato normativa lo Stato negli ultimi 10 anni non è che ci ha aiutati, di fatto tra codici rossi, DASPO e quant'altro per cercare di arginare a colpi di normativa quello che è la sicurezza sulla strada, con pochi risultati evidentemente, ha portato una serie di operatori di polizia a essere riservati negli uffici per andare a fare delle attività proprio propedeutiche e giudiziarie di una certa urgenza. Col codice rosso per esempio a Catania abbiamo un grandissimo purtroppo sviluppo, tant'è che la maggior parte delle volanti che operano sul territorio H24 sono sempre impegnate con questo codice rosso e che distraggono questi operatori dal controllo del territorio per diverse ore. Quindi in questa città, con la carenza di uomini e macchine che abbiamo, quando sottraiamo 1 o 2 macchine per il codice rosso ovviamente si fa sentire nel contesto cittadino. Poi abbiamo ancora un sistema di controllo del territorio cosiddetto integrato tra carabinieri e polizia che secondo me va rivisto, in quanto le forze in campo non sono più quelle di un tempo e quindi sarebbe opportuno magari dare libertà di manovra a tutte e 2 forze di polizia in maniera tale che lì dove non c'è la polizia possono esserci i carabinieri oppure viceversa. In questo momento col codice rosso se una macchina dei carabinieri o una della polizia viene impegnata per questo tipo di problema, in quel territorio non va né polizia né carabinieri, quindi dobbiamo anche essere attenti a quelle che sono le strutturazioni territoriali per quanto riguarda la ubicazione del personale di polizia. Ovvio che abbiamo poi delle mancanze di uomini che ormai da tempo non arrivano qui a Catania, gli ultimi movimenti sono stati più 3, significa dire che noi perdiamo circa 100 persone che vanno in pensione e altre 100, sparo numeri a caso, sono ormai con età pensionabile, quindi dobbiamo anche stare attenti che cosa vogliamo dalla polizia e cosa pretendiamo noi del nuovo poliziotto, quindi ci sono tutta una serie di conseguenze che vanno organizzate e programmate. Se poi aggiungiamo che quest'estate già si profila un periodo in cui ci saranno i cosiddetti sbarchi al porto di Catania, il personale dovrà essere preso da altri contesti e mandato lì per fare fronte a questa esigenza. E noi siamo la città che diamo personale a tutti gli hotspot della Sicilia orientale, compreso Lampedusa, e non sono pochi. Tommaso, ci ricordi la tua funzione, Tommaso Vendemmia? Segretario provinciale del SIAP di Catania.
Oggi ennesima giornata di formazione per l'OPI di Agrigento. L'OPI, diciamo così, ormai viene riconosciuto come un ente sussidiario dello Stato, per cui la funzione è cambiata in questi anni e noi con piacere siamo impegnati in un percorso formativo che naturalmente vuole portare a conoscenza alcuni argomenti importanti per la nostra professione. Uno di questi è la responsabilità infermieristica. Come tutti sappiamo ormai, diciamo così, la professione infermieristica viene riconosciuta come una professione intellettuale, per cui in questo ambito dove si muove l'infermiere, ovvero l'assistenza, bisogna promuovere quelle che sono le responsabilità anche dell'infermiere, per cui oggi c'è questa bella giornata formativa. Abbiamo dei relatori importanti, interessanti, che sicuramente arricchiranno il bagaglio di conoscenze dei nostri colleghi. Oggi la figura dell'infermiere ha assunto proprio una forma di grande responsabilità nell'ambito sanitario, e questo chiaramente implica che ci si deve attivare ed essere consapevoli del comportamento da adottare in tutte quelle che sono le situazioni di denuncia che oggi effettivamente continuano ad aumentare in maniera considerevole. Quindi è necessario che l'operatore sanitario, in questo caso l'infermiere, abbia la consapevolezza di quelle che sono le conseguenze e quindi una grande capacità di reagire correttamente a tutte quelle che sono le conseguenze che potrebbero derivarne, soprattutto adempiendo, e questo credo che abbia una valenza assolutamente necessaria, dell'avere una assicurazione professionale, perché poi è questo che necessita ai fini di una difesa sia nell'ambito di un'azione di risarcimento del danno in sede civile che in sede penale. Quindi grande consapevolezza e responsabilità da parte dell'operatore sanitario, assolutamente. È una problematica abbastanza interessante che oggi sicuramente più di prima diventa un tema abbastanza dibattuto, soprattutto per quanto riguarda la posizione infermieristica, vista comunque l'evoluzione sia in campo normativo che giurisprudenziale, che ha riconosciuto sicuramente una grande autonomia alla professione, anche in un contesto di lavoro d'equipe dove l'infermiere non è più un semplice subordinato del medico, ma ha assunto addirittura una posizione quasi essenziale, cruciale nell'ambito del processo assistenziale, considerando anche i rapporti talvolta invece di quasi direttivi nei confronti di altre figure professionali come quello dell'OS. Quindi sicuramente la responsabilità dell'infermiere oggi ha assunto una sua connotazione specifica e la normativa, ripeto, e anche l'evoluzione giurisprudenziale ne sta tenendo conto. Quindi sicuramente una delle problematiche di maggiore rilievo che in questo momento si va svolgendo in ambito sanitario, per cui sarà particolarmente interessante trattarla. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. La tornata elettorale del 14 e 15 maggio non è stata sufficiente per eleggere tutti i sindaci dei capoluoghi italiani chiamati al voto. In alcuni di essi sarà necessario il ballottaggio, perché nessuno dei candidati ha ottenuto almeno il 50% più uno dei voti. Vediamo. Per un pugno di voti mancanti che non gli ha concesso di superare la fatidica soglia del 50% delle preferenze, più una, a Pisa sfuma la vittoria al primo turno per il sindaco uscente del centrodestra Michele Conti, che si è fermata al 49,96%. Andrà al ballottaggio con il candidato di centrosinistra Movimento 5 Stelle Paolo Martinelli, che ha ottenuto il 41,12%. Complessivamente Conti ha ottenuto più di 20.000 voti, circa 3.500 in più del suo principale sfidante del centrosinistra. Le operazioni di spoglio sono procedute a rilento e soprattutto si è determinato per ore uno stallo su 3 sezioni per le quali è stata necessaria un'accurata verifica dei voti. Vince il centrodestra invece in 4 delle 13 città capoluogo ieri al voto per le comunali: Imperia, Sondrio, Treviso e Latina. 2 sindaci eletti dal centrosinistra, a Teramo e a Brescia. In 7 città
Stasi andrà invece al ballottaggio tra 2 settimane. Ancona, Brindisi, Terni, Vicenza, Massa, Pisa e Siena. Fuori dalla corsa a Massa, dove contro il centrodestra continua il candidato della Lega e di Forza Italia. A Terni invece il centro più grande fra i 7 interessati alla consultazione in Umbria sarà ballottaggio tra Orlando Masselli, centrodestra, e Stefano Bandecchi, Alternativa Popolare, per scegliere il nuovo sindaco. Condannato a 7 anni per peculato e falso, prescritti gli altri reati per cui era a processo Matteo Tutino, ex primario di chirurgia plastica dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, protagonista di uno dei molti scandali che hanno travolto la sanità siciliana negli ultimi anni. Così ha deciso il collegio della terza sezione del Tribunale, presieduta da Fabrizio Lacascia. 4 anni anche all'ex direttore generale dell'ospedale palermitano Giacomo Sampieri per l'accusa di concorso in peculato. Nel suo caso il presidente del collegio Lacascia non ha tenuto conto della requisitoria dei pubblici ministeri Giacomo Brandini e Andrea Zoppi, che per il manager avevano chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Con il medico personale dell'ex presidente della regione Rosario Crocetta era a processo anche l'ex primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale Damiano Mazzarese, sempre per peculato e falso. Il collegio lo ha assolto. Prescritti infine i reati di truffa e abuso d'ufficio contestati a vario titolo agli imputati. Oltre a Tutino e Mazzarese ne rispondevano Giuseppe Scaletta, ispettore della Digos, e la moglie genetista Mirta Baiamonte. Nel processo erano parti civile l'Ordine dei Medici, l'ospedale Villa Sofia e l'assessorato regionale alla salute. Soddisfatte le parti civili, il collegio ha disposto il pagamento di 25.000 euro all'azienda ospedaliera di Villa Sofia, 20.000 all'assessorato regionale e 15.000 euro all'Ordine dei Medici. Per Tutino e Sampieri il collegio ha inflitto anche la condanna accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, prescritta la truffa degli interventi di chirurgia estetica spacciati per necessari e quindi rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Per Matteo Tutino la condanna è arrivata per il peculato generato dalla truffa e il falso nelle cartelle cliniche. Oltre all'uso delle sale operatorie c'erano le decine di migliaia di euro di materiali utilizzati negli interventi estetici fatti figurare in cartella come funzionali e necessari. L'indipendenza delle toghe è patrimonio irrinunciabile. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Napoli, a Castel Capuano. È intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno formativo 2023 della Scuola di Formazione della Magistratura. Nel quadro degli equilibri costituzionali i giudici sono soggetti soltanto alla legge. In uno Stato di diritto il giudice non elettivo né politicamente responsabile applica la legge, opera di parlamentari eletti dal popolo. Lello Casesa. L'indipendenza della magistratura è un patrimonio irrinunciabile. Sergio Mattarella ribadisce un concetto che a prima vista potrebbe apparire scontato, ma che in queste ore assume forza e sostanza. Lo ha ribadito e confermato il Presidente della Repubblica da Napoli in occasione dell'inaugurazione della terza sede della Scuola Superiore di Magistratura accanto al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nordio ha parlato di un progetto di riforma della giustizia importante, pronto per essere adottato dal Consiglio dei Ministri e successivamente in aula per il dibattito parlamentare. Naturalmente il Capo dello Stato e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura non entra nel merito dei provvedimenti, ma attraverso un discorso denso e pieno di riferimenti sembra indirizzarsi sia al governo che alle stesse toghe. I magistrati, ha sottolineato il Presidente, non sono responsabili politicamente, ma soggetti soltanto alla legge, essendo non eletti. Legge che, precisa il Presidente, è espressione di parlamentari eletti dal popolo e quindi politicamente responsabili. Una precisazione che Mattarella ha ritenuto di dover ribadire perché da queste considerazioni si ritrova l'essenza dell'indipendenza della magistratura come patrimonio irrinunciabile dello Stato di diritto e della nostra democrazia costituzionale. Non poteva mancare un accorato appello per quanto accaduto negli anni passati nel Consiglio Superiore della Magistratura. Va doverosamente ricordato quando sarebbe preferibile prevenire ogni forma di malcostume interno attraverso un più attento esercizio dei compiti di vigilanza, evitando grave discredito che potrebbe ricadere sull'ordine giudiziario e far dubitare dell'integrale espletamento dei doveri di istituto.
Presentato ad Agrigento il libro Grand Hotel Coronda, nasce dall'impegno dell'associazione El Periscopio, fondata da ex detenuti politici argentini attivisti per la promozione dei diritti umani, allo scopo di divulgare la loro tragica esperienza vissuta tra il 1974 e il 1979 in una delle carceri di massima sicurezza della dittatura argentina. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi un momento importante con la presentazione di questo libro Grand Hotel Coronda, che nel pomeriggio, ricordiamolo, si svolgerà presso l'Eurolingue. Questa mattina al Cupa, oggi pomeriggio all'Eurolingue. Sì, questa mattina stiamo insieme ai ragazzi del liceo classico e musicale Empedocle, appunto i nostri studenti delle terze stanno partecipando a questo incontro con Sergio Ferrari per la presentazione appunto di questo libro Grand Hotel Coronda, mentre nel pomeriggio ci sarà un incontro aperto a tutti, come appunto dicevi, presso Eurolingue School. È un libro importante, necessario secondo me, perché ci ricorda di vicende forti che non dovremmo mai dimenticare, dovremmo sempre tenere a mente, perché è una bellissima testimonianza, intensa, commovente, ma anche leggera, perché alla fine c'è anche molta ironia, perché i prigionieri politici appunto della dittatura argentina degli anni 70 hanno utilizzato anche l'ironia come strumento proprio di sopravvivenza contro un regime che li voleva far uscire da questo carcere come morti o pazzi, e loro invece hanno resistito e hanno dimostrato che con la loro ironia, con la loro forza, con il loro idealismo sono riusciti a sopravvivere e a vincere, ad abbattere appunto questo sistema. Adesso sono qui a testimoniare della loro esperienza. Un libro che ha la prefazione di Don Ciotti, che non ha bisogno di presentazioni, è una copia di questo libro, è stata inviata a Papa Francesco, il quale Papa Francesco appunto ha mandato una lettera di apprezzamento al gruppo El Periscopio, appunto a questo gruppo collettivo che è autore insomma, del libro. Gli autori sono 70, ma sono unificati in una scrittura anonima. Alla fine quello che viene fuori è la scrittura e la testimonianza di questi appunto prigionieri politici. Quindi è una bellissima esperienza, i ragazzi sono già molto interessati alla presentazione che sta facendo in questo momento mentre parliamo il professore Fabio Mangione, sta presentando il quadro storico dell'Argentina negli anni 70, poi seguiranno anche Alberto Todaro, il professore Alberto Todaro, che è attualmente impegnato in una ricerca sui desaparecidos siciliani in Argentina durante appunto la dittatura, e come ospite c'è anche Mauro Rubichi, che è un attivista della cooperazione Italia-Nicaragua, quindi un attivista dei diritti umani appunto in Sud America. Quindi c'è un libro importante, fondamentale, anche perché dovremmo sempre tenere a mente che la democrazia non va data mai per scontata, ma è un bene prezioso che dobbiamo tenere sempre a mente e di cui dobbiamo prenderci cura. Questo libro è un racconto dei prigionieri politici dell'Argentina nell'epoca della dittatura. È un libro molto forte, magico, perché è un libro collettivo e anche anonimo. Allora, è stato fatto per 70 ex prigionieri politici dell'Argentina in un lavoro incredibile. E per quello dico magico, perché non è facile scrivere un libro 70 persone con 140 mani. I famosi desaparecidos. Allora, noi siamo ex prigionieri politici che abbiamo stato riconosciuti come prigionieri politici. I compagni desaparecidos sono i compagni che hanno stato in centro clandestino di detenzione e che sono stati uccisi in questi centri. Quanto è costato all'Argentina questo momento storico? È costato moltissimo, ha costato una frattura della società, ha costato 11.000 prigionieri politici, ha costato 30.000 desaparecidos e ha costato anche 500.000 di esiliati interni e esterni. È stata veramente una frattura della società argentina. Il libro contiene delle testimonianze?
Assolutamente tutto il libro è una gran testimonianza, anonima e individualizzata però senza firma. Allora questo è il racconto di quello che abbiamo vissuto in questa prigione di massima sicurezza dell'Argentina in questi anni terribili del terrore. Ci sono degli studenti di diverse scuole superiori, tra cui il classico, che insegnamento trarranno dalla lettura di questo libro? Credo che una lettura importante nel senso che qui ci sono riflessati tanti valori, l'umanità, la resistenza collettiva, la fraternità, come comportarci in una situazione di rapporto di forze defavorabili, e quello è anche molto importante oggi in questa società per tutti i giovani, come fare in un sistema che è molto difficile qualche volta per vivere. Contento che l'Argentina ha vinto il campionato mondiale? Meraviglioso, chiaro che molto contento, e anche una grossa soddisfazione per tutto il popolo argentino. Una sorta di riscatto anche, il calcio dà anche questo messaggio. Senza dubito, questa è una domanda molto importante. Quando l'Argentina ha guadagnato il campionato mondiale nel 78, a 1 chilometro dall'estadio del River Plate erano 5.000 compagni, uomini y donne desaparecidos en el centro della Scuola Meccanica dell'Armata, e noi abbiamo stato prigionieri in questo momento, e era un sentimento molto contraddittorio. Da una parte sappiamo che questa vittoria era approfittata dai generali, dall'altra parte come argentino volevamo che l'Argentina vincesse. Sì, un periodo storico veramente molto duro, molto aspro. Periodo storico che ancora viene ricordato, visto che i cosiddetti desaparecidos, questo periodo lasciò appunto al mondo, consegnò al mondo questa parola, desaparecidos, significa scomparsi, e in Argentina furono 30.000, quindi ancora, tuttora ci sono molte famiglie che cercano, diciamo, ancora i loro parenti desaparecidos, sanno bene che non torneranno più, però c'è ancora una ricerca di giustizia rispetto a questo periodo. Anzi, le 3 parole, diciamo, che gli organismi per i diritti umani in Argentina portano ancora avanti sono memoria, verità e giustizia. Memoria, quindi non vogliono dimenticare assolutamente quello che è successo, vogliono sapere la verità da chi purtroppo queste cose le ha fatte, e naturalmente ottenere giustizia. L'Argentina è uno di quei paesi che hanno avuto le dittature negli anni 70 dove si è fatta più giustizia, onestamente, però ancora molte persone che beneficiarono di quella situazione non sono state condannate, non sono state neanche processate. Il Coronda è un libro scritto da un collettivo, il Periscopio, che riunisce, quindi scritto a più mani, caratterizzati dal fatto di essere tutti prigionieri politici negli anni della dittatura argentina dei generali, dal 76 all'83, e quindi è un libro di testimonianza. Grand Hotel Coronda è un carcere, sì, è un carcere, in quei tempi oltre ai carceri, diciamo, legali, in Argentina c'erano anche dei carceri clandestini che venivano chiamati... Il nome camuffa in realtà, Grand Hotel camuffa un... Certo, ecco, credo che sia ironico, l'Argentina era piena, ce n'erano più di 600 di centri di detenzione clandestina dove la gente veniva imprigionata segretamente, illegalmente, e lì torturata nei modi più disparati. Lei diceva nel suo intervento che ancora oggi ci sono le donne che settimanalmente si riuniscono per chiedere che fine hanno fatto i loro figli, no? Le mamme, insomma. Sì, le mamme e le nonne di Piazza di Maggio che chiedono notizie dei loro figli, perché circa 30.000 desaparecidos vennero sequestrati e uccisi durante gli anni della dittatura, e dei quali ufficialmente non si sa la sorte. Euroderby in Champions League, l'Italia è sicura di avere una squadra finalista, ma ad Istanbul volerà soltanto una fra le 2 squadre milanesi, Inter-Milan. Il nostro direttore Arturo Cantella, della semifinale di stasera che decreterà la prima finalista, ha realizzato delle interviste.
Cresce l'attesa per il derby di stasera tra l'Inter e il Milan, che si giocherà allo Stadio Meazza, due squadre che tornano ad affrontarsi dopo una settimana dal derby che ha visto all'andata la vittoria dell'Inter sul Milan per 2-0 con reti di Dzeko e Mkhitaryan. Da un lato Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, si presenta a San Siro con i favori del pronostico, mentre i ragazzi del mister Pioli è l'occasione per una rivincita che possa risollevare il morale. Ma come vivono i tifosi agrigentini questo momento? Sentiamo un milanista, come si sta vivendo questo momento di gran finale, un momento sicuramente importante per l'Italia dopo tantissimi anni, due squadre della stessa città in lotta tra loro? Diciamo che come la tifoseria del Milan in questo momento vive un momento di alta tensione per il risultato che è venuto la settimana scorsa. Attendiamo tutti stasera una ribalta del risultato con una squadra che si impegna e entri con una mentalità diversa sicuramente dalla precedente partita e che dia che abbia coraggio veramente di affrontare, perché le potenzialità ci sono, ci basta solo la mentalità. Noi come tifosi ci auguriamo un ribaltamento del risultato e una grandissima vittoria contro una squadra anche di tutto rispetto, ma la storia del Milan e la Champions League ce l'ha solo il Milan. Quindi... Abbiamo visto domenica anche questa manifestazione dei tifosi a Milanello, insomma, sostenere la squadra, no? Sì, i tifosi, chi vive direttamente proprio sugli spalti dello stadio sente ancora maggiormente più la tensione, e quindi è stato un momento importante di confronto fra i tifosi e la squadra, e sicuramente avrà il suo valore aggiunto rispetto alla serata di stasera. Pronostico, un tuo pronostico? 3-0 Milan. Sentiamo ora il parere di un interista, come si attende, com'è l'attesa per il derby di questa sera, che tra l'altro è un derby importante perché si accede a una finale di Champions, che visto che da tantissimi anni non succedeva, e poi tra due squadre italiane della stessa città. E intanto è una cosa positiva che una squadra italiana andrà in finale. Poi sono interista. Penso che l'Inter confermerà, però anche se è difficile, il Milan è sempre Milan, c'è Leao, ma io penso che l'Inter porterà a casa la finale, perché in questo momento mi pare una squadra più compatta, più concentrata, l'abbiamo visto in campionato, poi il calcio dà sempre sorprese e il Milan è una grande squadra. E poi c'è il Pazza Inter, questo slogan che usano per l'Inter, che magari certe volte sembra e poi succede qualcosa. È vero, è innegabile, ma è bello anche così, perché le cose scontate non sono mai buone, è bello anche così. Noi le viviamo così, l'Inter è una squadra particolare, noi siamo tutti particolari. Ti aspettavi questa evoluzione di Inzaghi dopo 11 sconfitte? Inzaghi è un tecnico come tanti altri, un professionista, poi ci sono delle dinamiche all'interno dello spogliatoio che nessuno di noi conosce, i problemi che hanno i giocatori con lui. Io penso che lui rimarrà. Pronostico? Pronostico 1-0 per l'Inter. Sentiamo ora, dopo aver sentito un milanista, un interista, sentiamo ora come si vive questo momento dall'altra sponda, sentiamo un juventino. Col cuore che fa male, perché aveva detto che ci fosse la Juve stasera a giocare alla semifinale. Comunque sono neutrale e vinca il migliore, che devo dire. Però la Juve ha anche lei prossimamente una finale, no? Una partita speriamo importante. Di passare dopo domani sera speriamo di passare il turno. Io ci spero che almeno vinciamo questa Coppa UEFA. Non è la Champions però? Non è la Champions, però è sempre una Coppa Europea, è sempre un torneo internazionale che porta prestigio, porta punti, porta qualche soldino nelle casse di cui le società ne hanno sempre bisogno, e quindi... Un pronostico anche a te? Dico Inter Milan, che vinca il Milan 3-0. Basket, playoff a 2, seconda sconfitta 83-67 per la Fortitudo Moncada Agrigento. Vediamo. È andata male alla Fortitudo a Cremona, la squadra di casa ha vinto anche gara 2 per i playoff, finisce con il punteggio di 79-63 per i padroni di casa, con la vittoria dei Lombardi. Si torna ora a giocare al Pala Moncada, venerdì 19 palla 2 alle ore 20:30, il programma una vera grande sfida.
Sarà un'impresa difficile, bisogna provarci, perché dobbiamo credere di potercela fare, perché noi siamo Agrigento, siamo nati per lottare, perché queste partite e queste sfide ci rendono ancora più vivi e perché abbiamo voi, riferito ai tifosi, che siete il stesso uomo in campo e ci fermeremo solamente quando tutto sarà davvero finito. Questo quanto comunicato dai giocatori della squadra. Sentiamo ora il coach Cagnardi in un'analisi al termine della partita giocata a Cremona. La fisicità di Cremona che è andata probabilmente anche oltre quello che è il regolamento, ma gli è stato concesso. Chiaramente noi dobbiamo imparare a giocare in questi momenti e rimanere calmi. Penso comunque che la possibilità ai giocatori avversari di usare oltremodo le mani sia stata concessa in maniera errata da parte degli arbitri. Logicamente questo è un dettaglio, non abbiamo la presunzione di crederci diversi da quello che siamo, sapevamo di venire a giocare due partite difficili a Cremona, conosciamo come tutti la forza dei nostri avversari, vogliamo solo cercare di essere il più dignitosi possibile, rimanere attaccati alle partite, provare a giocarci alla fine. Adesso c'è gara 3, torneremo nel nostro fortino ad Agrigento, dove è chiaramente un'altra pallacanestro per noi, avremo tutto il nostro popolo a spingerci alle nostre spalle e cercheremo comunque di riservare lo stesso trattamento ai nostri avversari. Ci sono comunque delle trame di gioco di grande levatura nella sua squadra, con anche delle individualità di spicco, perché questo ragazzo Peterson ha manifestato dei progressi notevoli, magari alla giovane età, ha tenuto il campo molto bene. Ma certo, mi fa piacere la domanda perché esula un po' dalle solite cose, vincere o perdere una partita. È chiaro che i playoff si giocano per vincere, qualunque squadra, anche la nostra. Questa è una società che prova a sviluppare anche i giocatori più di sviluppo che abbiamo all'interno del nostro roster sono Peterson e Costi, e chiaramente Peterson è un lungo molto giovane del 2001, quindi è chiaro che sono partite dal punto di vista soprattutto dell'approccio fisico e nervoso non semplice per lui, è andato in crescendo, siamo contenti di quello che ci sta dando, ci aspettiamo ancora di più da lui come da tutti i nostri ragazzi. È chiaro che siamo una squadra che ha determinate caratteristiche, non profondissima, non fisica, però che prova a sviluppare un'identità di gioco, a volte ci riesce, a volte ci è riuscito anche durante la stagione, a volte non ci riesce contro una squadra così ben attrezzata, sia come profondità di roster che come impatto fisico, però la nostra idea è quella di provare a continuare sulle cose sulle quali abbiamo lavorato per tutto l'anno. In questo momento quante sono le chance che siate completo, quindi che rientri Francis per gara 3? Ad oggi non lo sappiamo, però noi abbiamo tutta l'intenzione di portare a casa gara 3, che ci sia Francis o meno, e faremo di tutto per farlo e daremo battaglia sicuramente ai nostri avversari. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.